Salve a tutti e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale più insulso della storia. Tra l'altro il sottoscritto è stato contattato da una grossa emittente televisiva di Milano che mi ha chiesto se ero disponibile per l'estate e io logicamente ho accettato e quindi mi recherò a Milano che devo dare l'intonaco alla facciata della televisione, insomma, però questo è un altro piccolo passo per la mia carriera radio-televisiva. Vi ricordo che potete inviarci le vostre clip divertenti all'indirizzo telenutria@gmail.com oppure via WhatsApp al numero 349 36 66 070. Buona visione! Nogara. Dopo una grassa grigliata di carne con gli amici, il padrone di casa voleva spegnere il fuoco con una secchiata d'acqua, ma gli amici, che erano un po' burloni, avevano sostituito l'acqua con la benzina super. Dopo essersi ripreso dallo shock, ha rincorso gli amici e li ha pestati ad uno, ma questi continuavano lo stesso a ridere anche senza denti. Questo ragazzo di Scorsè voleva fare uno scherzetto alla sua fidanzata, che però dallo spavento ha buttato dal finestrino il nuovo iPhone da 1200 euro. Prognosi riservata per il ragazzo mattacchione, che è stato ricoverato dopo l'asportazione del pene. Cerro Veronese. Questi tre ragazzi si stavano riposando dopo una lunga passeggiata nel bosco, ma la panchina artigianale che si erano costruiti era stata fatta veramente col castagno. Villa del Bosco. Voleva saltare la pozzanghera senza bagnarsi le scarpe e invece si è impaltanata fino alle rece. La signora ha tirato 1247 bestemmie. Terrazza Padovana. Stava imparando a giocare a golf, ma dall'emozione aveva le mani sudate e la massa gli è scivolata via, colpendo il maestro sulla fronte. L'insegnante ha fatto mangiare le palline al ragazzo, quelle bianche. Montecchio Maggiore. Voleva imparare a usare il windsurf sulle onde artificiali, ma ad un certo punto è caduto come un macaco e ha iniziato a rotolare come un'anguilla. Ha bevuto così tanta acqua che il livello della piscina è calato di mezzo metro. Sant'Ambrogio di Valpolicella. Questa giovane band stava provando il nuovo repertorio, ma il volume era decisamente troppo alto e dalle vibrazioni il batterista ha preso lo specchio sulla coppa. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più insulso del reame? Volto di Rosolina. Voleva riprendersi mentre suonava la tuba, ma gli è scivolata e l'ha presa sul grugno. Dalla botta il bimbo si è rincoglionito. Carceri. Stavano giocando a fare la guerra dentro casa quando il più furbo del gruppo ha preso una testonata così forte che è stata rilevata a 7 km come un terremoto di media intensità. 90 di Piave. Stava facendo un provino per un film d'azione, ma era furba come uno scaldabagno. Per rimediare alla figura da cacca, ha risollevato lo scooter da terra, distruggendolo definitivamente. Il regista del film le ha dato la statuetta dell'Oscar. Sopra la testa. Ponsano Veneto. Voleva entrare in piscina con un salto spettacolare, ma non tutto è andato per il verso giusto e ha preso la vetrata sul muso. I molari sono stati ritrovati sul fondo della piscina.